A far scattare le indagini dei carabinieri del NAS alcune segnalazioni, negli ultimi tempi si era registrata una carenza sempre maggiore di farmaci salvavita nei reparti degli ospedali, difficoltà nel reperire le terapie anche per i pazienti, immediati gli accertamenti che hanno portato ad una terribile verità. 3 dipendenti dell'ULSS 2 impiegate nelle farmacie di Treviso e Oderzo stavano rubando i farmaci salvavita ad alto costo, tra cui antitumorali. Poi li rivendevano al mercato illecito, prevalentemente pazienti dell'Opitergino Mottense. Nei guai sono finite le dipendenti infedeli, 3 sorelle di 60, 56 e 53 anni ed un autotrasportatore di origine albanesi, 65enne, impiegato presso una ditta di logistica. Furti continui che consentivano ai ladri altissimi ricavi sul mercato nero. In totale però la procura ha indagato, oltre ai 4, altre 20 persone, gli acquirenti dei farmaci. I 4 devono rispondere di concorso in peculato, gli acquirenti incauto acquisto. L'inchiesta era partita nel 2023. Gli investigatori avevano messo sotto controllo le dipendenti che agivano quasi sempre al telefono. I cellulari sono stati sequestrati dai carabinieri, telefonate intercettate e messaggi che hanno confermato quello che già gli inquirenti stavano sospettando. Perquisite le abitazioni dei 24 indagati, sono stati recuperati farmaci per oltre 40.000 euro, ma l'attività illecita che avevano messo in piedi in diversi anni farebbe pensare ad un giro di centinaia di migliaia di euro. Non solo, ma i militari hanno verificato altre condotte illecite come l'uso improprio del badge personale per attestare falsamente la presenza in servizio. La direzione generale dell'ULSS 2 in una nota ha espresso il proprio ringraziamento ai militari per la professionalità e l'efficacia dell'operazione svolta, confermando che le segnalazioni erano partite dalle stesse strutture sanitarie. Mi auguro che venga fatta ovviamente giustizia, sottrarre dei farmaci a persone che ne hanno bisogno, che sono malati, per ricavare dei guadagni personali, oltre che un reato, è un fatto di una gravità morale incredibile e quindi spero che i responsabili paghino per quello che hanno fatto, ma soprattutto spero che facendo chiarezza poi siano episodi che non si ripetano mai più e che rimanga un brutto episodio ma isolato. È inaccettabile lucrare sulla salute di persone che soffrono e aggravare così i costi a carico del servizio pubblico, lo dichiara il presidente della regione Veneto Alberto Stefani. Il sistema truffaldino era ramificato e ben organizzato. Tra i tanti reati che le forze dell'ordine riescono a contrastare, conclude, questo è assolutamente tra i più gravi.